Oggi siamo nella splendida cittadina di Sarmede in compagnia con il sindaco Larry Pizzol. Ecco, Sarmede in tutto il mondo è conosciuta per la mostra di illustrazione per l'infanzia. È ancora un luogo, seppur piccolo e poco conosciuto, che permette alle persone di sognare. Sì. Sì, questa è un'affermazione vera a tutti gli effetti, perché io penso che la Mostra internazionale Le immagini della fantasia, partita 37 anni fa, rappresenti un momento di svago anche per noi adulti. In un certo qual modo serve a riscoprire e a risvegliare quel bambino che credo non muoia mai in tutti quanti noi. Sindaco, a colpire il visitatore della sua città sono tutte queste bellissime illustrazioni che troviamo nelle pareti, anche qui nella casa comunale. Ecco, ci accompagna a vedere anche la sala consigliare. Già solo l'ingresso, l'atrio del nostro municipio rappresenta un lavoro importante fatto da Vilcon, che oltretutto è stato l'ospite d'onore della scorsa edizione, e qui si ammira, vista in chiave di fiaba, quella che in pratica è il nostro paese, quindi le frazioni di Rugolo, Montaner, Sarmede con le relative chiese, e in più se fate caso, anche le porte che immettono da una parte i servizi igienici, dall'altra agli uffici anagrafici ed elettorali sono dipinte e quindi quasi non si vedono. E questo fa sì che uno entrando qui non percepisca l'idea di essere in una casa municipale, ma quasi quasi avvolto appunto in un mondo che estranea dall'esterno e porta appunto in un ambito di fiaba. E quindi anche questo ogni mattina che io entro proprio qua dentro, già solo vedendo questi dipinti, ho l'anima che si solleva in un certo qual modo e mi aiuta ad affrontare chiaramente le sfide che ogni giornata ci pone di fronte con più ottimismo e anche con maggior serenità. E non solo l'atrio, ma abbiamo anche la sala consigliare, che penso sia unica, anche questa nel suo genere, che è appunto affrescata nella parete che guarda a nord, anche questo qua è un lavoro di Vilcon. E comunque il lavoro che Vilcon ha portato avanti su iniziativa di Stepan Zavre, perché già lui aveva iniziato e ideato questo tipo di lavoro all'interno della casa municipale, perché il visitatore, ma anche il cittadino che fa parte della nostra comunità, doveva rendersi conto sin dall'inizio della potenzialità che Sarmede aveva portando avanti questo tipo di percorso, questo tipo di progetto. E quindi dietro questo lavoro si racchiude anche il desiderio, la voglia di far sì che una piccola comunità come quella sarmedese, perché contiamo poco più di 3.000 abitanti, comunque fosse fiera, orgogliosa di rappresentare un piccolo puntino fondamentale nel mondo. Siamo in questa splendida cornice di sogno, la chiamerei io, qui alla mostra per l'illustrazione dell'infanzia di Sarmede con il suo curatore Gabriel Paceco, che abbiamo già avuto la fortuna di intervistare un pochi mesi fa, però in quell'occasione era un'intervista scritta e oggi invece la possiamo conoscere. Ecco, lei di dov'è originario? Sono messicano, di Città di Messico propriamente. E adesso da quanti anni vive qui in Italia? Da 3-4 anni più o meno. Quest'anno qual è stato il tema di questa mostra e soprattutto pensando alle edizioni future? Qual è il messaggio che volete lanciare? Può parlare anche nella sua lingua madre. Gracias por esta posibilidad de hablar en español. Sí, tenemos un proyecto que sostiene la idea en general de la muestra, que habíamos reflexionado sobre qué podríamos aportar en una muestra de ilustración en este momento. Y creo que una cosa que nos interesa mucho es que no obstante que vivimos en un mundo lleno de imágenes, yo diría en exceso, hemos perdido un poco, si no es que habíamos perdido bastante, la capacidad de leer imágenes. Esto parece un poco contradictorio, pero es cierto. Y un interés en la muestra es regresar y volver a tener ese espacio lento donde las imágenes hablan o dicen con ese silencio otras cosas que solamente el ámbito de la imagen puede decir. Y eso tiene que ver mucho con la intuición, que es un aspecto importantísimo en el proceso creativo, en la imagen y el eje fundamental de la creación del arte.
E siete soddisfatti di questa edizione che sta per chiudere, di questo 2019-2020? Sí, claro, estamos muy felices porque todos los artistas que han participado con un entusiasmo muy grande. Uno degli zoccoli duri di questa mostra è il fatto che ogni artista del mondo può essere valorizzato con le sue opere, con la sua arte all'interno di questa mostra. E quindi un messaggio anche per le nuove generazioni in un momento in cui si erigono dei muri, invece i bambini di fronte alla favola, di fronte alla fiaba illustrata, possono invece unirsi insieme. Sí, claro, es justo, son como espejos recíprocos. Es decir, el niño es muy parecido al poeta. Y una característica que es fundamental es la diversidad. Entre más diverso sea el artista, más individuo se asume. Y esto es una posibilidad al lector, sobre todo pequeño, a los niños, de ver con naturalidad lo diverso. No es que todos tengamos que ser iguales. De hecho, nuestra característica que nos hace humanos es que somos diferentes, con nuestras particularidades. Así los poetas escriben o buscan la palabra justa para decir algo. Los niños buscan su personalidad y van construyendo esta personalidad como un artista, sin fronteras, sin barreras, y el universo, el ser humano es su geografía. Ningún lugar geográfico o físicamente ha restringido al ser humano. Esa es la característica del artista. Y los niños lo repiten porque es naturaleza humana. Así que este aspecto es una unión donde se encuentra de nuevo el niño, sea niño poeta, niño creador, o el niño de edad, que se entienden muy bien. Y eso es algo que se celebra y se siente y se ve. Los adultos también tenemos esa posibilidad de regresar a esa etapa donde las geografías eran amplias. La única frontera es el ser humano y el universo.